Ed eccoci, buongiorno a tutti, io sono Alessandro Morelli, questa è Onda Libera e vediamo quali sono gli argomenti, alcuni degli argomenti di questa giornata, sui quali chiaramente Radio Padania vuole porre l'attenzione. Guardiamo dalla Padania, sbarca anche Al-Qaeda, il capo della polizia Pansa, insieme ai disperati possono arrivare in Europa anche militanti di organizzazioni in guerra con l'Occidente. Mozione del Carroccio, stop a Mare Nostrum, tornano i pattugliamenti, mentre Salvini dice Alfano è inadeguato su tutto, mentre l'Unione Europea degli immigrati se ne fotte. Sono le dichiarazioni di Matteo Salvini, che ieri ha rilasciato un lungo dibattito con la giornalista di Repubblica TV. E guardiamo sulla Padania il tema dell'immigrazione, dunque, perché il capo della polizia ha parlato in maniera estremamente chiara. Insieme ai disperati in cerca di pane e diritti possono arrivare in Europa anche militanti o potenziali militanti di organizzazioni terroristiche in guerra con l'Occidente. L'allarme arriva direttamente dal capo della polizia Alessandro Pansa durante la cerimonia del 162esimo anniversario del Corpo. Tra i vari argomenti di pressante attualità che toccano da vicino alla polizia, ad iniziare dai fatti dell'Olimpico, passando per gli applausi ai massacratori di Aldrovandi, per arrivare alle nuove regole di ingaggio per le manifestazioni e i cortei, Pansa ha anche affrontato il tema immigrazione, che vede impegnare in maniera massiccia le forze dell'ordine. Il capo della polizia si è soffermato in particolare sul rischio di infiltrazioni terroristiche tra i migranti, provenienti in gran parte dai paesi islamici, in cui le organizzazioni estremiste hanno grande potenza e influenza, o come, nel caso dell'Egitto, certe formazioni politiche, come i Fratelli Musulmani, sono state addirittura dichiarate illegali. Le organizzazioni fondamentaliste, ha spiegato Pansa, sono coinvolte nel traffico di migranti dall'Africa. Il terrorismo internazionale, alla ricerca di azioni sanguinose in paesi dove l'impatto sull'opinione pubblica e la eco mediatica sono assai maggiori che nelle loro aree d'origine, costituisce una minaccia della quale siamo assolutamente consapevoli. Le dichiarazioni di Pansa fanno il paio con quelle del ministro del lavoro Poletti, che davanti al comitato parlamentare per il controllo sugli accordi di Schengen ha spiegato come il fenomeno degli sbarchi in Italia sia, soprattutto negli ultimi mesi, sostanzialmente fuori controllo. Queste le parole del ministro. In questo periodo, ha detto il ministro, i flussi di migranti verso l'Europa, anche in base alle politiche attuate da Grecia e Malta, si indirizzano in modo consistente nel nostro paese, dove si registra un aumento dei punti di sbarco. Se prima, ha sottolineato Poletti, vi erano delle traiettorie stabilite in questa fase di instabilità diffusa del Nord Africa e di piena emergenza siria, assistiamo a una pluralità di opzioni. Secondo il responsabile del lavoro, la strategia dei trafficanti di esseri umani si fanno sempre più sofisticate e pericolose. Un fenomeno prima standardizzato si sta evolvendo. Insomma, queste sono le parole del ministro del lavoro, proprio per contrastare i rischi derivanti dal fenomeno, scrive ancora la Padania, e soprattutto per combattere il traffico di esseri umani. Il capo della polizia Pansa ha spiegato che i suoi uomini sono impegnati in maniera notevolissima. Negli ultimi 12 mesi, ha detto ancora Pansa, il corpo di polizia ha dovuto fronteggiare l'arrivo di 66.207 migranti rispetto ai 14.803 del corrispondente periodo precedente. Mentre nell'ambito del contrasto del traffico agli esseri umani, Pansa ha detto che sono stati costituiti appositi gruppi investigativi che hanno consentito l'arresto per favoreggiamento di immigrazione clandestina di 263 scafisti e il sequestro di 148 natanti. Quindi i dati espressi e divulgati dal capo della polizia sono abbastanza eloquenti. Negli ultimi 12 mesi, nell'ultimo anno, 66.207 clandestini rispetto ai 14.000, quasi 15.000 dell'anno precedente. Questo è uno degli argomenti che volevo toccare assieme a voi, poi chiaramente apriremo le linee e quindi immagino che ci saranno molti di voi che vogliono commentare questi argomenti, perché ci sono anche altri due temi sui quali possiamo assieme ragionare. La bufera su Expo 2015, prendo sempre la Padania, 7 arresti tra vertici e vecchie conoscenze. Il presidente Maroni che dice: quanto è accaduto non interrompa i lavori e le opere. Sono convinto dell'assoluta necessità di assicurare pulizia. Prendo atto con piacere che del fatto che il commissario unico, Beppe Sala, non sia assolutamente coinvolto.
E la Padania punta l'attenzione con Simone Girardin anche alle scintille nella guerra in procura, perché questa vicenda giudiziaria è all'interno di appunto di una querela in seno alla Procura di Milano con Bruti Liberati, insomma, il numero uno della Procura milanese, che ha avuto insomma, una serie di questioni aperte con Alfredo Robledo. La guerra al quarto piano della Procura di Milano entra nell'inchiesta relativa ad appalti Expo. L'inchiesta è stata infatti coordinata dal pool guidato da Ilda Boccassini, PM Gittardi ed Alessio, un inquirente del dipartimento diretto dal procuratore aggiunto Alfredo Robledo, a capo del pool Pubblica Amministrazione. Ma Robledo non era alla conferenza stampa perché ha spiegato il procuratore Liberati: l'indagine non è firmata anche da lui in quanto non ha condiviso l'impostazione, per questa ragione oggi non è qui con noi. L'inchiesta su Expo 2015, secondo fonti della Procura, è proprio una di quelle citate dal procuratore aggiunto Robledo nell'esposto da lui presentato al CSM contro il procuratore Edmondo Bruti Liberati, per lamentare una serie di presunte irregolarità nell'assegnazione dei fascicoli. Nelle scorse settimane, tra l'altro, proprio nell'ambito di un'altra inchiesta coordinata dallo stesso Robledo, è stato arrestato l'ex direttore generale di Infrastrutture Lombarde, Antonio Rognoni, raggiunto anche in questa nuova indagine su appalti dell'Expo da una nuova ordinanza di arresti domiciliari. Nell'esposto contro Bruti Liberati, infatti, Robledo ha scritto, tra le altre cose, di aver richiesto più volte a Boccassini, che coordina l'inchiesta che oggi ha portato ai 7 arresti, la visione di atti dell'indagine a lei affidata per costruire un quadro complessivo il più organico e completo possibile. È utile anche per le sue indagini. Atti che invece, secondo la denuncia di Robledo, non sono mai arrivati sul suo tavolo, se non in minima parte. Ricordiamo che in seno a questi dibattiti c'è anche un'inchiesta che coinvolge la vendita di una questione perturbativa d'asta riguardante la vendita di quote di SEA decisa dalla giunta Pisapia, e siamo in attesa che la magistratura compia il suo corso, faccia il suo dovere e Robledo e altri abbiano a disposizione queste carte. Ma vediamo chi sono i protagonisti di questo romanzo criminale bipartisan. Prendiamo il Fatto Quotidiano con una retata, la chiama Il Fatto a pagina 2, la cupola delle larghe intese da nord a sud tra favori e fuggitivi e appalti da spolpare sull'Expo del 2015. E in particolare voglio vedere il 20 anni dopo, perché è interessante vedere come G, il comunista che stava ben zitto. Greganti, nello scandalo milanese, lo storico factotum del Partito Comunista Italiano, arrestato anche nel 93 su richiesta di Di Pietro. Il pezzo di Fabrizio D'Esposito. Il compagno G, 20 anni dopo. Al minuto 1, 20 e 40 secondi di una lunga cena del 28 aprile scorso al Giglio Rosso di Milano, vicino alla stazione centrale. A tavola ci sono Primo Greganti e gli altri commensali e sodali intrappolati nella rete giudiziaria della nuova Tangentopoli. Paris chiede a Greganti. Paris è uno delle teste pensanti di tutta questa vicenda, a quanto pare, almeno secondo i giudici, ed è uno dei numeri uno di Expo 2015 della società. Paris chiede a Greganti: tu a che ora hai il treno? L'eterno compagno G, mai sparito, semmai invisibile, risponde: alle 10:10, 10:12. Paris ritorna alla sostanza. Stavo pensando a quell'elenco dei paesi che ti avevo detto. Dov'è? Si intromette il cameriere. Niente dolce? Tutti rispondono di no. Il caffè? Aspettiamo? Interviene Catozzo, un altro dei protagonisti della vicenda. Qualche minuto, sì. Paris cita alcuni paesi tra i padiglioni dell'Expo: Argentina, Uruguay, e il brano delle intercettazioni ambientali si chiude con un sigillo triste e strepitoso allo stesso tempo: rumori di bicchieri e forchette. Dall'omertà comunista alle forchette bipartisan. Ecco il compagno G 20 anni dopo. Un forchettone riformista del PD che realizza le larghe intese con un'altra celebre faccia di 2 decenni fa, quella di Gian Stefano Frigerio, ora berlusconiano.
A pagina 254 dell'ordinanza c'è un passaggio esemplare su questo clan di sistema. Si parla di gare e di commissari amici per gli appalti e il già citato Catozzo, una sorta di intermediario con un passato da sindacalista, esulta. Ci sono dentro le cooperative, c'è quella importante. Ti ricordi che il mondo di Primo e con il mondo del professore, io sono qua a voce perché loro due mi hanno detto di venirti a parlare e quindi ho detto ti copri con il mondo di Primo, con il mondo del professore. Io sono qua oggi perché loro due mi hanno detto di venirti a parlare, quindi se no non mi sarei permesso. La cupola dei due mondi, quello del professore, alias Frigerio, l'esponente ex DC e poi berlusconiano, e quello rosso di Primo, alias Greganti. Il compagno G fu ammanettato il 1° marzo del 1993 su richiesta del PM Antonio Di Pietro. L'arresto fu firmato da Italo Ghitti, GIP di Mani Pulite. L'accusa? Corruzione. Greganti era il cassiere del PC, poi PDS. La prima scoperta fu in Svizzera, 621 milioni di lire dal gruppo Ferruzzi per gli appalti Enel. Parte di una tangente destinata al partito, in genere l'1,6% sul valore delle commesse. I versamenti accertati furono 3. 621 milioni depositati il 21 novembre 1990 sul conto Gabbietta della Banca di Lugano, intestato proprio a Greganti. 525 milioni nel settembre 1992 su un conto della Banca del Gottardo di Zurigo, sempre una disponibilità del compagno G. Infine 100 milioni dati al tesoriere del PDS. Achille Occhetto, leader del PDS, sentenziò: il partito è fuori da Tangentopoli. Massimo D'Alema, al solito più arrogante, sfidò i cronisti. Fra tre giorni di Greganti non si parlerà più. Quello che è certo è che fu Greganti a non parlare. Il suo silenzio e la sua resistenza ai magistrati furono un esempio. Gabriele Cagliari, il presidente dell'ENI, finito in carcere come tanti, prima di ammazzarsi, scrisse una lettera alla moglie in cui citava Greganti con ammirazione per la sua forza. Il compagno G si fece 100 giorni di galera preventiva e venne condannato per finanziamento illecito. In tutto 3 anni col patteggiamento scontati ai servizi sociali. A interrogarlo fu anche Titti Parenti. Lui non la conosceva e chiese: ma chi è quella ragazzina in minigonna che mi ha fatto tutte quelle domande? Lui, il compagno G, si è sempre difeso da quelle accuse. Tutte consulenze per i suoi commerci con la Cina. Da allora Greganti si eclissò, pur orbitando negli ambienti dalemiani del partito. Nel 2006 scrisse la sua biografia, scusate il ritardo, per la casa editrice Memori di Luciano Consoli, l'uomo delle sale Binco dalemiane. Guardate il caso. 2 anni dopo, Greganti fu avvistato a Palazzo Grazioli, ma non per Berlusconi. Lì aveva i suoi uffici da lobbista anche Claudio Velardi, che partecipò al lancio della TV satellitare dalemiana Red, in seguito defunta. Ed è per questo che Greganti finì col prendere la tessera del PD, sperando in un'evoluzione riformista dei post-comunisti. Nelle 612 pagine dell'ordinanza, agli occhi di Frigerio, Greganti è la copertura a sinistra per stare tranquilli e fare affari. Quando si tratta di confermare Nucci alla Sogin, crocevia decisivo per gli appalti, le pressioni sono fortissime e su Nucci i nostri non hanno problemi. Bersani ha detto: io sono d'accordissimo. Bersani perde le elezioni, meglio, non le vince. E Frigerio spera in un miracolo per un governo largo, anticamera di ogni consociativismo affaristico. E a quel punto si passa direttamente ad agganciare il governo Letta. Renzi, infine. L'importante, nella logica del sistema, è sempre ricondurre un manager, un commissario, un decisore di appalti a un uomo politico. In Italia è così da sempre. Per questo, 20 anni dopo, il compagno G è stato di nuovo arrestato. Beh, questo è il quadro del personaggio di cui abbiamo letto dal Fatto Quotidiano, quindi abbiamo visto 3, sicuramente, almeno accertate dalla Procura nel 93, almeno 3 versamenti negli anni 90, in seguito passato nell'area dalemiana
dell'allora PDS, scrive una biografia, lo stesso Greganti, per una casa editrice di cui l'editore si chiama Luciano Consoli, che è l'uomo delle sale bingo dalemiane. In seguito, insomma, segue anche la TV satellitare dalemiana sempre, Red, poi scomparsa, e infine, a quanto pare, ci sono pressioni della politica che toccano Bersani, Letta e poi chissà chi altro. La fedeltà alla Padania premia sempre. Anche quest'anno la Lega Nord regala a tutti i suoi militanti l'abbonamento gratuito al quotidiano La Padania. E rieccoci in diretta, io sono Alessandro Morelli, questa è Radio Padania Libera, benvenuti, come sempre stiamo toccando alcuni argomenti, adesso toccheremo l'ultimo che riguarda l'economia e poi apriremo le linee a vostra disposizione come sempre qui a Radio Padania Libera. Apriamo il Sole 24 Ore che titola in prima pagina BCE a giugno misure anticrisi, sono varie le notizie che riguardano questo argomento. Francoforte lascia i tassi invariati, rinvia di un mese gli interventi, servono nuovi dati, borse europee in rally. Draghi che dice preoccupano il livello del cambio e l'inflazione è troppo bassa. E proprio su questo volevo porvi l'attenzione perché Draghi raffredda l'euro. Ma come? Fino a ieri ci hanno detto che era la moneta salvifica e qualcuno a questo punto ci dice che è un balzo fino alle soglie di 1,40, poi una rapida marcia indietro, però senza però allontanarsi troppo da quella che è considerata la soglia del dolore per gli esportatori della Unione Monetaria. Evidentemente a questo punto con l'euro a 1,4 sul dollaro anche i tedeschi cominciano ad avere qualche problemino e dunque scatta l'allarme. L'euro ieri è stato guidato dalle parole della Banca Centrale Europea. Dopo una mattinata tranquilla, durante la quale ha seguito un sentiero di lento rialzo verso 1,3950 dollari, la moneta comune è balzata fino a 1,3995 dollari.
un massimo da ottobre 2011, 2 anni e mezzo dopo la pubblicazione del comunicato della BCE che laconicamente annunciava tassi fermi. Quota 1,40, più volte messa alla prova, non è stata però superata, in attesa delle parole del presidente Mario Draghi. La conferenza stampa è stata poi accompagnata da una rapida flessione del cambio. Draghi ha parlato di una seria preoccupazione per il livello dell'euro e per i suoi effetti sull'inflazione, spiegando che la flessione dei prezzi dell'energia non svolgono più un ruolo nel mantenere fredda l'inflazione e ha di fatto annunciato per giugno una nuova mossa di politica monetaria. La preoccupazione della Banca Centrale è che il cambio effettivo dell'euro, in rialzo del 4% rispetto all'anno scorso, possa contenere i prezzi all'importazione e attraverso la concorrenza quelli interni. L'euro è piombato in pochi minuti da 1,3915 ed è poi sceso in serata verso 1,3861 dollari. È un livello non lontano, in ogni caso, da quello prevalente negli ultimi giorni. Non vengono meno infatti le pressioni al ribasso sul dollaro dopo l'audizione al Senato del presidente della Federal Reserve, che ha spiegato che i tassi ufficiali americani resteranno a zero per molto tempo, tenuto conto della debolezza del mercato del lavoro. Se il tasso di disoccupazione è al 6,2%, al di sotto di quel 6,5% che in passato era stato indicato come una soglia raggiunta la quale la politica monetaria sarebbe cambiata, ma resta elevato rispetto alle medie storiche, mentre molti fattori sottostanti, come la domanda insoddisfatta di lavori a tempo pieno, segnalano che non è tutto a posto. Se ieri l'indice del dollaro, il cambio effettivo verso le 6 maggiori valute, è salito dello 0,2%, quello dell'euro è aumentato dello 0,1%. È calata invece la sterlina, sia pure marginalmente. La Bank of England è considerata tra le primissime banche dei grandi paesi avanzati a iniziare la stretta di politica monetaria. Insomma, qualcuno sta lanciando l'allarme perché il cambio euro-dollaro stava raggiungendo, era alle soglie dell'1,40. Questo è l'allarme lanciato dalla BCE, da Draghi. Non so chi gli abbia fatto questa citofonata per segnalargli che l'euro troppo forte è un problema. Adesso ce lo dimostrano con i fatti. Non sappiamo, ribadisco, chi abbia citofonato a Draghi per segnalargli questo problema. Un problema che, come sapete, la Lega Nord sta ponendo con grande forza durante questa campagna elettorale, tanto da arrivare a dire che è forse meglio uscire da una moneta assolutamente troppo forte rispetto all'economia di questo paese. Noi apriamo le linee allo 026620 3529 dando la possibilità a voi di intervenire come sempre in maniera libera, ricordando poche regolette. La prima è che si chiami una volta ogni decina di giorni, che si tenga un occhio radiofonicamente corretto, che si tratti un argomento per almeno permetterci di dare adeguate risposte e infine di mantenersi nei 40 secondi minuto. Appalti Expo, un'altra Tangentopoli, questo è quello che dice il Corriere, il Corriere.it. Cesano, il primo giorno di Berlusconi, servizi sociali, ex premier contestato. Tangenti sul trattamento dei rifiuti, arrestati Princiotta e 3 imprenditori. A processo la figlia di Cristiano De André, portò via i mobili dalla casa di un amico. Vabbè, però qua se le cercano, ci verrebbe da dire. Parte da Milano la macchina telecomandata dalle onde cerebrali. Insomma, io vi sto leggendo i titoli che troviamo qui sulla pagina del Corriere.it, perché appunto come dicevamo il tema è un tema assolutamente di primo piano, e quello a cui mi riferisco è il tema di Expo 2015, perché sono in corso ieri c'è stato un CDA straordinario della società, ore drammatiche dopo gli arresti per le tangenti, si rischia di non fare in tempo. Le manette a manager e faccendieri e le perquisizioni in via Rovello svelano che il malaffare è entrato nel cuore della società di gestione, in dubbio i lavori per le architetture di servizio affidati alla Maltauro. Finora le inchieste della magistratura milanese erano arrivate
alle porte di Expo. Certo, a marzo era stato arrestato Rognoni, il potente manager di Infrastrutture Lombarde, e le indagini avevano evidenziato possibili interventi illeciti sull'assegnazione di alcune consulenze legali. Ma, appunto, erano indagini che non entravano nel cuore dell'organizzazione. E invece, perquisizioni e arresti sono entrati come un treno in via Rovello. E a una manciata di ore di distanza da quelle manette ci si chiede: si riuscirà ad arrivare in tempo? Soprattutto, quali e quanti altre insidie possono costellare il percorso di un lavoro già ora in ritardo? Questo è, insomma, quanto abbiamo visto. Ricordiamo appunto ancora una volta che ne abbiamo letto dal Fatto Quotidiano chi sono i personaggi protagonisti. Uno di questi è il compagno G, il costruttore e il RAS della DC, i protagonisti di Tangentopoli 20 anni dopo. Ritorno sulla scena i Greganti, Maltauro e Frigerio, ma questa volta insieme. 026620 3529. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Gianni da Varese. Benvenuto. Senta, io volevo fare una considerazione che potrebbe essere dell'uomo della strada, da qualsiasi persona. Cioè, non riesco a capire, dopo 20 anni, come alcuni personaggi, tipo il compagno G e Gian Stefano Frigerio, ritornano alla ribalta. Se non vado errato, queste persone hanno subito delle condanne o comunque hanno dei procedimenti in corso, per cui ecco, la mia domanda potrebbe sembrarvi puerile: come mai queste persone sono comunque rimaste legate al sistema politico affaristico? Cioè, è una cosa che lascia veramente basiti. Potrà sembrare puerile la mia osservazione, ma è condivisa. Comunque, voglio dire, mi lascia veramente perplesso. Vi ringrazio e rimango in ascolto. Buongiorno. Grazie a lei. Grazie a lei, peraltro è assolutamente condivisa da noi, ma anche immagino da tantissimi ascoltatori di Radio Padania Libera, perché questo è un tema importante e ci riferiamo al fatto che questi personaggi sono comunque, se addirittura Greganti abbiamo letto dal Fatto, iscritto al Partito Democratico, quindi neanche si può dire che è un esponente che è rimasto lì, insomma, come attaccato come una cozza alle realtà che ha vissuto negli anni 90. No, lui è iscritto al Partito Democratico, area d'Alemiano, l'abbiamo letto del Fatto Quotidiano, e ha continuato a lavorare nella gestione e nell'acquisizione di contratti. Questo è un dato di fatto oggettivo. Altrettanto vale per Frigerio, area Forza Italia. Questi signori sono esponenti di partiti assolutamente riconoscibili. Ricordiamo doverosamente che sono in corso le indagini per il sistema Sesto, quello a cui fa riferimento l'ex presidente della provincia Filippo Penati, prescritto, perché vi ricorderete, avendo chiesto più volte a parole di essere giudicato, infine è riuscito con vari metodi ad arrivare a molte prescrizioni. Complimenti, e soprattutto complimenti agli elettori del Partito Democratico di Sesto, che continuano a credere in questo partito, nella loro città. 026620 3529. Pronto? Buongiorno, se tocca a me, Gino da Bergamo. Benvenuto, Gino. Dunque, io sento Radio Padania e dal primo numero compro la Padania. Sì. Avete detto, cioè molto spesso dite dei numeri, no? Date dei numeri, ma i numeri me li dimentico. Non voglio insegnare alla Padania a scrivere, perché è come insegnare a sedere a fare la pupù, no? Però se ci fosse un qualcosa dove molto sinteticamente quella cifra lì, come prima ha parlato un signore dicendo che in Teronia, diciamo, giù in Bassa Italia mandano dei soldi e qua no, però trovare quel numero lì, trovare scritto per poter parlare con qualcuno, che quando parlo frequentemente, come sto parlando adesso, con gli avversari, ma non ho i numeri perché non me li ricordo. Trovare qualcosa, ecco, avrei bisogno di questo, vi ringrazio. Grazie a lei. C'è da dire una cosa: se qui in Padania, qui dalle nostre parti, qualcuno non si è ancora reso conto di come funziona, come gira il mondo, e ha la necessità di avere
il dato preciso su quanti sono adesso sparo, i forestali calabresi, di quanta è l'evasione dell'IVA in Campania, in Calabria o in altre aree del paese, di quanti sono, insomma, tutti quei temi che ci scandalizzano ogni tanto in maniera ciclica, quanti sono, che ne so, le pensioni in invalidità fasulle in alcune aree del paese. Beh, a questo punto, scusate, non c'è peggio sordo di chi non vuol sentire, e stanno andando tutti in giro col salame sugli occhi. Il dato di fatto è che anche su questi argomenti, oltre a un'evidente questione territoriale alla quale il nostro ascoltatore faceva riferimento, c'è anche un'altra questione, quella della responsabilità dei partiti, perché è evidente che i personaggi che sono protagonisti di questa vicenda hanno delle targhe grosse come una casa, e malgrado il fatto siano stati presi con le mani a marmellata qualche anno fa, evidentemente non si sono, i loro esponenti politici di riferimento hanno pensato bene di non allontanarli definitivamente, ma anzi hanno continuato ad utilizzarli. 02 6620 35 29. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, chiamo da Milano. Benvenuto. Beh, grazie. Allora, io trovo molto allarmante che persone delle istituzioni, capo della polizia e ministro del lavoro, sì, Poletti, sì, lancino l'allarme per questa migrazione assurda. Ma l'allarme lo lanciano chi? Ai comuni cittadini? Che non hanno alcun potere di fermare tutto questo? E invece loro sono lì per fermare tutto questo. Ma siamo alla follia totale, cioè a me tutto ciò fa una paura tremenda. A chi lo lanciano questo allarme? Grazie, vero, che dire, vero. Il problema è che almeno si lanciasse l'allarme in direzione della cittadinanza, dando almeno quantomeno questa informazione, e poi la cittadinanza prendesse atto di quello che sta succedendo e facesse le dovute scelte, perché poi l'arma del cittadino è un'arma molto semplice, è una matita con la quale entra nella cabina elettorale ed esprime una sua preferenza, un suo voto, perché tutti questi fatti hanno delle oggettive responsabilità politiche. Se Pansa ci dice durante la cerimonia del 162esimo anno di anniversario della fondazione della Polizia di Stato, dice che negli ultimi 12 mesi sono arrivati 66.207 migranti, mentre nell'anno precedente ne erano arrivati 14.800, è presto fatto il conto, e la responsabilità è politica, perché l'anno scorso quella cavolata, mettiamola così, di Mare Nostrum non esisteva. Pronto? Buongiorno, sono Claudio dalla provincia di Lecco. Benvenuto. Grazie. Niente, ritornando al discorso del signor G, purtroppo tutto cambia per niente cambiare. Le persone sempre indagate o che sono state colluse con la delinquenza e via discorrendo, perché rimangono dentro nei partiti? La risposta è semplice, perché sanno cosa c'è dentro nei partiti, il maggiore che entra nei partiti, e questi continuano a vivere. Perciò è questa la risposta, punto e basta. Poi niente, io volevo ringraziare tutti, faccio uno piccolo spazio personale se mi è concesso, ringrazio tutti i visitatori del nostro sito per la magnifica domenica che abbiamo passato sul pratone di Pontida, e dove appunto in pochi giorni abbiamo avuto 2000 visite. Ringrazio tutti i padani e buona Padania a tutti. Ciao. Ciao. Quella è la differenza, vedete, Pontida con questi esponenti che potremmo definire politici, anche se non lo sono direttamente, ma di fatto hanno una contiguità alla politica netta, oltre al fatto che, secondo il Fatto Quotidiano, il compagno G attualmente detiene la tessera del Partito Democratico. Quindi, pronto? Ciao Alessandro. Ciao. Sono a Milano. Benvenuto. Ma una roba incredibile ma imbarazzante e scandalosa, no? Cioè, praticamente hanno anche registrato le chiamate con Bersani, no? Ovviamente quelle sono state subito segretate. Chissà perché.
Perché? Chissà Ciao. perché? Chissà perché. Vi ricordate il abbiamo una banca? Ve lo ricorderete? Eppure anche qui è finita in maniera piuttosto assurda, perché l'abbiamo una banca fu un'espressione di Piero Fassino, leader allora della sinistra, e a essere condannato per aver irregolarmente pubblicato quell'intercettazione è stato Silvio Berlusconi. Boh. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Walter di Verona. Benvenuto. Buona Padania intanto. Sempre. Io in riferimento a questi sbarchi che continuano, a me sono concesso che ci sarà qualcuno che ci guadagna molti soldi, perché i comuni, i sindaci non possono rifiutare, perché il popolo è stanco, non vuole più pagare questa gente che continua a venire no, che loro lo ricevono e poi noi diciamo dobbiamo subire questa gente, ha capito? Che non abbiamo più soldi, anche io sono pensionato, cavoli, tutte le volte mi sento che deve trattare di tirare giù qualcosa, perché, per certo. come, per quando, e tasse una sopra l'altra, basta. Sono i cittadini che quando vedono che accolgono in qualche hotel questa gente si devono rifiutare. Allora io non pago più la tassa, perché non si può più andare avanti in quella maniera. Grazie. Il ragionamento è abbastanza semplice e molto chiaro. I sindaci non possono imporsi rispetto alle scelte che vengono fatte dal governo, perché ci sono degli enti che sono superiori a loro. Questi enti si chiamano prefetti, e proprio per questo dunque invitiamo il nostro ascoltatore, se non l'ha già fatto, ma se l'ha fatto a sua volta inviti altri amici, parenti, vicini di casa, chiunque, ad andare a firmare per uno dei 5 referendum, intanto che c'è, chiaramente può farlo per tutti, anzi a questo punto sono 6, tra i quali uno di questi appunto chiede l'abolizione delle prefetture, della figura del prefetto, perché ricordiamolo, i prefetti decidono al di sopra degli interessi che i sindaci dovrebbero invece rappresentare. 02 6620 35 29. Pronto? Sì, sono Lino di Cantù. Benvenuto Lino. Niente, 2 argomenti velocissimi. Uno è riguardo a questi 2 personaggi che ritornano alla ribalta, e penso che questi abbiano nei confronti dei politici ai quali fanno riferimento dei poteri di ricatto, altrimenti non sarebbero ancora lì in quelle posizioni. Non è che siccome sono più bravi di altri per esperienza, semplicemente perché lavorando lì sono più comodi per alcuni. Essere. Però siccome sono stati condannati, magari sì, non hanno denunciato i loro mandanti o i loro complici, è probabile che abbiano avuto un trattamento di favore, non siano stati completamente estromessi dalla loro posizione di intrallazzatori. Un altro argomento invece è quello che vede il sindacato un po' nell'occhio del ciclone, no? Allora io ricordo, forse l'ho già detto qualche volta, negli anni 80-90 il sindacato CGIL, il grande sindacato al quale appartenevo purtroppo, sosteneva la necessità di dividere l'assistenza dalla previdenza. Allora si fecero tante belle parole, congressi, riunioni, come sempre, sai, tante parole, tutti prendono la parola, poi non si decide mai niente, no? In effetti siamo arrivati a oggi dove chi ha veramente versato in proporzione alla propria retribuzione, eccetera, 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 si vede costretto a pagare per chi invece non ha versato una lira, e tra poco, anzi probabilmente lo stiamo già facendo anche per masse di stranieri che arriveranno qui e nel giro di pochissimo avranno diritti tanto quanto noi, no? E invece l'assistenza, invece di essere a carico dello Stato, totalmente a carico dello Stato, e non di quel gruppo di cittadini che invece versa per la propria previdenza. Ecco, questo è un dato di fatto che il sindacato non ha assolutamente affrontato,
perché è legato a una politica, alla politica ideologica della sinistra. Questo vorrei far riflettere tutti i nostri amici padani, no? Una cosa gravissima, oltre al fatto che hanno portato di punto in bianco i debiti dell'INPDAP, e cioè delle casse per questo... la pensione dei magistrati. Grazie, sì, lo sappiamo, la conosciamo, Radio Padania ne ha parlato ampiamente di questo argomento. Ricordiamo che sì, è vero, alcuni per un periodo, per scelta, allora c'era il governo Prodi. Per scelta di quel governo, gli stranieri che arrivavano qui, una volta compiuti 65 anni, anche senza aver versato i contributi, mai versato nessun contributo, avevano diritto ad avere la pensione, sì, la minima. Sì, è proprio così. Poi però cambiò il governo, Roberto Maroni ci mise una pezza e tolse quella regola assurda. Pronto? 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 Buongiorno. Salve, sono Ennio della provincia di Sassari. Benvenuto Ennio. Grazie. Senta, io ho condotto una piccola indagine nel mio paese di 1000 anime. Sì. Mentre i 5 referendum sono stati accolti con un discreto entusiasmo, sì. Quando ho convinto amici ad andare a firmare, eccetera, quando si parla del sesto, comincia ad affiorare la cosiddetta pietas per i ciabattanti. Voglio dire, il nostro progetto politico è un po' spacchettato, no? Cioè? E questa è una freccia, il sesto referendum, voglio dire, che deve andare di sicuro al bersaglio, perché se per disgrazia non raggiungiamo le 500.000 firme, sì, vero. Potrebbero dire che il razzismo non è passato, e questi non ce li toglieremo più dalle spalle, perché direbbero: vedete, il referendum è fallito in questo caso. Sì. Quindi forse un consiglio a voi, la mia idea è che nei vostri gazebo si conducesse anche questo tipo di indagine per vedere se questo referendum ha buone possibilità di andare in porto. È una cosa importante questa, perché il pacchetto politico viene un po' spacchettato, no? Cioè 5 referendum sì, e questo sesto, in omaggio appunto a un senso di pietà relativa per questi stranieri, chiarissimo. Viene accolto con dubbio. Grazie. Grazie per l'idea, per il suggerimento, perché sicuramente è un buon suggerimento che la segreteria federale della Lega ha tenuto di buon conto. Il fatto che la macchina sia partita oramai da qualche tempo per i precedenti referendum è un buon auspicio, perché insomma sapete perfettamente quanta difficoltà la Lega Nord, i consiglieri della Lega dove non sono in maggioranza, oppure nelle città dove più lontane, dove la Lega magari non è presente, abbiamo fatto in quanto Lega Nord per organizzare i 5 referendum e dare a tutti la possibilità di andare a firmare anche nel loro comune. Dunque l'auspicio è che oramai essendo rodata la macchina, la questione sia un po' più semplice, mettiamola semplicemente così, ricordandovi che dalla prossima settimana si potrà andare a firmare per questo ennesimo sesto referendum, che riguarda, come ricordava giustamente il nostro Ennio, il tema dell'immigrazione clandestina, e cioè la richiesta di riproporre il reato di immigrazione clandestina. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, scusami, non pensavo fossi io, sono Laura di Rovagnati. Ciao. Senti, volevo rispondere al signore che esasperato ha telefonato dicendo che i sindaci dovrebbero opporsi al fatto di dover applicare ulteriori leggi, quindi di pagare per gli extracomunitari, no? Le 30 euro, 40 euro al giorno. Giustamente tu hai detto non è possibile perché c'è l'ente superiore che ce lo impone. Verissimo, verissimo. Allora la parola passa ai cittadini. Io ho deciso di fare una cosa: quando mi dovesse arrivare una tassa comunale troppo alta rispetto a quella che io ho pagato la volta successiva, ho deciso, e lo farò di sicuro, farò un versamento per il comune per l'equivalente della tassa che avevo pagato l'anno prima, che per me è sostenibile, perché se io i soldi non ne ho di più, non ne ho di più, punto. Per il resto che mi facciano pure degli atti ingiuntivi. Voglio vedere se tutta la popolazione fa così, questi qui che cosa si ritrovano, perché in effetti è vero, i sindaci
li hanno fatti diventare dei mezzi di incasso, dei commessi di incasso. Non hanno più nessun tipo, nessuno di noi ha un'autorità che ci può salvare, scusa di noi. Nessuna autorità è preposta a tutelare il cittadino, nessuna, solo a vessarlo. Ecco, Grazie, questo vorrei dire. Laura. Ciao. Qualcuno ce l'ha questa possibilità, attenzione, sono i cittadini stessi. Cioè quei cittadini che magari oggi leggono il Fatto Quotidiano e, diciamolo con un francesismo, si incazzano, quei cittadini che leggono altri giornali e si arrabbiano per quanto sta avvenendo con i democristiani in Forza Italia che vengono arrestati, il compagno G, quindi del Partito Comunista, ora D'Alemiano con la tessera del PD in tasca, che viene arrestato. Quelli che si arrabbiano perché leggendo Sole 24 Ore, quindi non la cattiva Padania, non la pessima Radio Padania, ma il Sole 24 Ore, che ci dice che l'euro è troppo forte e Draghi sta intervenendo per salvare, quantomeno per abbassare la quota di cambio euro-dollaro. Beh, queste qua sono cose che noi abbiamo letto e che dovrebbero, l'auspicio è, dovrebbero quantomeno farci pensare rispetto ad alcuni temi, alcuni argomenti che la Lega Nord sta portando avanti con forza durante questa campagna elettorale. Poi ognuno faccia quello che crede, però poi non si lamenti se gli sta un po', diciamo, sulle scatole il fatto che il Partito Democratico ha esponenti di questo genere. Dopo 20 anni ha ancora nella sua squadra, nel suo ovile, ancora personaggi di questo genere, se Forza Italia, se ragazzi, 026620 3529, noi siamo i primi responsabili di quello che avviene intorno a noi. Pronto? Giorgio da Monza. Benvenuto Giorgio. Vorrei tornare sull'argomento Alitalia. Prego. Premesso che la lingua ufficiale è il romanesco, certo. Okay? Non dico sì, vero. Il romanesco, vero. Grazie al nostro alleato Berlusconi ci è già costata 7 miliardi di euro. Gli stewardess e le hostess, gli steward e le stewardess, che sono le hostess, volevano alberghi tutti a 5 stelle, 4 stelle non era sufficiente. Meglio con per loro. redditività un quinto dei corrispondenti France, eccetera, eccetera. Io mi rivolgo ai non leghisti. A Malpensa aveva 17 voli intercontinentali nel 2009, ne ha 3 e probabilmente perderà anche quelli. Io mi rivolgo a quelli che non votano Lega al Nord, a Squinzi, a Rocca, che è il vicepresidente. Ma come possono permettere che il più importante hub del Sud Europa, che serve l'economia del Nord e quindi dell'Italia, perché il Sud sappiamo che è una palla al piede, venga completamente eliminato? E mi raccomando, non appoggiate Lupi a Milano. Io non lo voto Lupi. Lupi è milanese, a parte che io voto a Monza, ma dico, invito gli amici di Milano a non votarlo. Ma dov'è Lupi? Permette che... E al di là di questo, sapete che ormai per andare nei voli intercontinentali si deve andare quasi sempre o a Parigi, o a Francoforte, o a Monaco, a Schiphol. Corretto, è vero, assolutamente. 026620 3529, pronto? Pronto, Andrea da Torino, ciao. Benvenuto Andrea. Grazie. In merito al referendum sull'abolizione Mare Nostrum, eccetera, eccetera, attenzione, ci potrebbe essere l'inghippo della solita Corte Costituzionale che dice non potete farlo, perché molto semplicemente Mare Nostrum è fatto in collaborazione con Frontex, e Frontex è un'istituzione dell'Unione Europea, quindi questi potrebbero appellarsi al fatto che noi non possiamo fare referendum sulla ratifica di trattati internazionali. Occhio, perché questi la scappatoia per non farci decidere la trovano. Grazie. Anche perché ti correggo subito, scusami, perché non c'è alcun referendum riguardo a Mare Nostrum. Lo stop a Mare Nostrum è una mozione del Carroccio alla Camera, utilizzare le risorse per completare il piano di accordi bilaterali con i paesi di partenza. Questa è la proposta della Lega per quanto riguarda Mare Nostrum. La Lega invece ha depositato in Cassazione la richiesta di referendum sul reato di clandestinità, quindi la Lega sta rilanciando, riproponendo uno dei temi che ha fatto da cardine della politica leghista durante gli scorsi governi, quando la Lega era al governo, cioè un reato che palesasse il fatto che
se uno mette piede clandestinamente in questo paese, a qualcosa va incontro e quantomeno può servire da argine, anche solo psicologico, e abbiamo visto infatti quali sono i risultati del lavoro mediatico che i governi che si sono susseguiti nell'ultimo periodo hanno portato. Ce lo dice il capo della polizia Pansa: siamo a 66.207 migranti nell'ultimo anno. Pronto? Pronto? Sono io? Eccoci, buongiorno. Ciao, sono Carlo, chiamo da Genova. Ciao Carlo. Senti un po', a proposito dei cosiddetti migranti, io sento sempre fare ancora adesso l'equazione: gli italiani sono stati emigranti, quindi noi dobbiamo accogliere con benevolenza questi che arrivano adesso. Non si fa mai, io l'ho fatta una volta ma evidentemente non è rimasta impressa, la distinzione è essenziale: non sono stati gli italiani ad essere emigranti, sono emigrati gli italiani poveri, e questi italiani poveri non sono emigrati perché avevano voglia di cambiare aria, ma perché le condizioni economiche e sociali nelle quali vivevano qui in quel periodo li costringevano a cercare comunque una soluzione migliore. Nel momento in cui, per esempio, a Genova e in Liguria c'erano grandissime politiche espansive economiche di sfruttamento del territorio che hanno portato, per esempio, la borghesia legata al Corona Sabauda a costruire in collina i quartieri ottocenteschi genovesi, quindi grandi operazioni di speculazione. Non so, via 20 settembre, per fare un esempio. Quindi, oltretutto, le stesse persone, gli stessi ceti sociali che costringevano gli italiani poveri a immigrare, sono quelli che adesso costringono gli italiani, sempre quelli poveri, a subire l'immigrazione. Sì. Ecco, bisognerebbe che anche gli esponenti della Lega che hanno incarichi parlamentari, sì, quando parlano di emigrazione, di emigranti e di italiani, non ponessero soltanto la differenza tra gli italiani emigranti che sono stati buoni, rispettosi delle leggi, eccetera, eccetera, ma mettessero in luce le cause della immigrazione, certo, della immigrazione di allora e della immigrazione di adesso. Chiaro, grazie. 026620 3529, pronto? Pronto? Buongiorno. Sono io. Sì? Sara da Brescia. Benvenuta. Buongiorno. Senta, signor Morelli, ieri ho tentato di trovare il numero del nuovo centrodestra a Brescia, perché siccome questo ministro Ombra, io lo chiamo ministro Ombra col pagliaccio lì, porta qui la gente senza dire niente, non ci fa sapere niente. Volevo telefonare, e se si può, non so, chiedo a lei che è esperto, se noi telefoniamo al nuovo centrodestra e chiedere a Alfano cosa fa conto di fare. Grazie. Si può fare? Ma non penso, guardi, le dico la verità, non credo che le passeranno Alfano. Ne dico proprio, glielo dico. Ah, purtroppo ha messo giù la nostra ascoltatrice. Guardiamo anche positivo però, perché guardando alcune pagine di Facebook trovo ogni riferimento all'italianità è estraneo alla cultura alpina, e questo riguarda l'87esima adunata nazionale degli alpini che si tiene a Pordenone. Quindi tra oggi e domenica sono attese 400.000 persone alla sfilata, parteciperanno 80.000 penne nere, lo leggiamo dal Mattino di Padova. Pronto? Pronto, ciao Morelli, sono Bruna da Genova, ciao, Bruna, militante della Lega. Benvenuta. E sarda, lo voglio sottolineare. Sì. Bene, io volevo dire che prima parlavate di pensione. Allora, il signor Amato a noi della 503 ci ha fregato i soldi, nel senso che del 31 del 91 ci ha fregato. Chi è nato dopo gli anni 40 ci ha fatto il cumulo col marito, a me mi hanno fregato 30 anni del mio lavoro. Emigrata qua a Genova, ho tribolato così tribolasse come dico io, e questo voglio dire, a me non mi ha dato niente neanche del lavoro che ho svolto nella mia vita. Con questo voglio dire a Ennio della provincia di Sassari, sì. Caro Ennio, se vai a cliccare nella pagina della regione Sardegna,
dove c'è scritto solidarietà, se tu vai a vedere c'è pieno di solidarietà per tutta questa gente che arriva in Sardegna, che sono negli agroturismi, sono lì al Sacro Cuore vicino a Sassari, a Placamona, dalle suore. Sì, che cari sardi, che io sono sarda e me ne dispiace, io l'ho dovuta lasciare per lavorare, mi dispiace tanto che ora verrà riempita con tutta questa bella gente. Vai, speriamo di no, questo però, come dicevamo, rimane una speranza. Ci sono tante notizie che voglio leggervi in questi ultimi 20 minuti di Onda Libera. Piscina aperta ma solo alle donne, così partecipano le musulmane. Questa è la cronaca della Nuova Venezia, e leggiamo che cosa ci dice appunto la Nuova Venezia. 3 domeniche all'impianto del parco della Bisuola, scusate, con l'obiettivo di coinvolgere le ragazze islamiche. L'assessore Agostini dice sarà l'occasione per tessere nuove relazioni, l'esempio positivo di Torino. E anche uno dei nostri ascoltatori che ci ha chiamato poco fa dal Piemonte, insomma anche lì ci sono delle importanti elezioni amministrative, perché oltre a tanti comuni va al voto, e le europee va al voto anche la regione. Insomma, abbiamo parlato di esponenti politici del Partito Democratico, PDS, PC prima, eccetera eccetera. Chiamparino è stato che hanno, insomma, fanno vari giri, magari escono poi rientrano. Chiamparino è stato quel sindaco di Torino che ha causato un buco nelle casse del comune di Torino, poi è andato a fare il dirigente della Banca San Paolo, sempre di Torino, e adesso è tornato. A volte ritornano, vedete. 026620 3529. Pronto? 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 Eccoci, buongiorno. Buongiorno, saluto tutti. Comunque, rifacendomi un po' la storia dell'immigrazione, mio padre era immigrato, cioè lavorava in Svizzera. Sì. Per cui vivevano nelle baracche ed erano costretti a pagarsi la donna delle pulizie per pulire queste baracche. Questo ti dico in cambio dello schifo che ci vediamo in giro. E comunque mi risulta che anche i nostri migranti andavano in America, erano trattenuti nel porto con tanto di crocetta di gesso sulla giacca. Coney Island. Questo insegnava la grande America, diciamo, molto, molto accogliente. Allora non lo era. Grazie. E che insegna tante cose. Non lo era assolutamente allora, perché è un dato di fatto. 026620 3529 sono tanti gli argomenti che abbiamo toccato in questa mattina. Berlusconi, il giorno dei servizi sociali, l'arrivo all'istituto, allontanato un contestatore, Expo tangenti a 600.000 euro, perché in questi giorni poi figuratevi ci saranno una serie di notizie che usciranno ancora su questo argomento. La preoccupazione del governatore Maroni è che a causa di questi personaggi si possano rallentare i lavori, che si rallentino e saranno rallentati è un dato di fatto. L'augurio è che comunque si riesca ad ottenere il risultato, e cioè ad arrivare a una buona esposizione universale che faccia da vetrina per la Padania e non solo. Io ho questi, sono 15.000, il riferimento è una fotografia, il riferimento è ad euro, 15.000 euro. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Padania Libera. Sempre. Ascolta, io sentendo un po' tutte le varie telefonate sull'immigrazione, vorrei dire questo e chiedere questo alla Lega da militante leghista. Lasciamo dire agli altri che questi sono migranti, immigrati, disperati, poveracci, eccetera, eccetera. Questi non lo sono per niente. Questi hanno migliaia di euro da pagare per venire qui. Vengono qui gratis, si fanno mantenere da noi. Quando vedi qualcuno che sbarca dalle navi, che fa vedere in televisione, se va bene pesa 100 kg, non sono affatto disperati, questi sono invasori ben programmati da chi vuole la distruzione etnica, se vogliamo, di tutta l'Europa. Qui c'è un programma di spedire qui milioni di persone in Europa per distruggere la nostra economia, la nostra gente e addirittura la nostra etnia. Almeno noi della Lega diciamo le cose come stanno. Questi non sono affatto poveracci. Grazie, prego.
L'Expo, ma davvero noi pensavamo che Roma non avrebbe reagito a una manifestazione che avrebbe dato lustro a Milano e alla Padania? Questi, secondo me, sono cose, anche queste, ben precise, volute, ci sarà magari qualcosa, ma adesso vengono amplificate per poter ritardare i lavori, in modo tale che poi nel 2015 non ce la faremo, e la figura chi la farà? Milano, la Lombardia e la Padania. Grazie. Ciao. Caccia, il ministro Galletti, richiami vivi, pratica inaccettabile, serve exit strategy. Il titolare dell'ambiente, in sintonia con la campagna lanciata da l'IPU BirdLife Italia e sostenuta da un gruppo di associazioni fra cui EMPA e LAV, nonché da diversi parlamentari, con cui si chiede l'abolizione delle esche viventi, addirittura esche viventi, a scopo venatorio. Lo dico perché dall'altra parte del vetro è entrato Massimo Bianchini, un bresciano, e quindi si sa, a Brescia sono tutti cacciatori, dice qualcuno, anche se non è assolutamente vero. Anzi, grazie a Massimo Bianchini, ve lo dico in diretta, grazie a Massimo Bianchini, perché grazie a lui forse riusciremo, anzi ce la faremo sicuramente, a fare Radio Padania on the road, e cioè da questa domenica parte, e vi chiedo di seguirlo ovunque, perché ovunque grazie a Radio Padania, ma se potete anche con voi stessi, con la vostra presenza, parte il camper speriamo della buona riuscita di queste elezioni. È il camper del tour di Matteo Salvini, il tour elettorale di Matteo Salvini, che toccherà tutte le regioni, tutte le nazioni padane e che incontrerà sindaci, candidati sindaci, tutti i candidati alle europee. Questo è chiaro ed evidente. Grazie a Bianchini, che è il tecnico che mi dà una mano, perché io su queste cose sono poco avvezzo. Riusciremo forse a darvi piena contezza, non solo radiofonica, ma anche attraverso le immagini web di tutta la manifestazione, che è una manifestazione vera, itinerante, 15 giorni, Radio Padania on the road. Pronto? Vabbè, Padania libera, volevo continuare il discorso del mio amico dell'olio. Non ti preoccupare che gli extracomunitari spariranno prima o dopo, perché siamo come le formiche, quando sono troppe o si fa una regina e si crea un nido o c'è una decimazione, per cui non ti preoccupare. È successo anche in Jugoslavia, che cercava di mescolare, c'erano i biondi con gli occhi azzurri e li trovavi giù vicino all'Albania, i montenegrini svizzeri e gli zingari, e li trovavi in Istria, e tutto è andato a posto. Grazie, ma insomma speriamo non con quei metodi, perché l'auspicio è che tutto vada a posto con la cultura, con il cambiamento, magari anche con la difesa dei propri interessi, perché questo è alla fine il tema vero. Lo dice anche Matteo Salvini, lo ha detto durante il comizio dal palco di Pontida: se difende la propria gente vuol dire essere populista, sono populista, meglio populista che fesso. Questo ha detto giustamente Matteo Salvini al palco di Pontida. Pronto? È caduta, quindi 02 6620 35 29. Expo 2015, ore drammatiche, dopo gli arresti per tangenti si rischia di non fare in tempo. Questa è Repubblica.it. Le manette a manager e faccendieri e le perquisizioni in via Rovelli svelano che il malaffare è entrato nel cuore della società di gestione. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Volevo segnalare una cosa al nostro carissimo Matteo Renzi. Il comune di Losanna, che è della ricca Svizzera, per venire incontro all'aumento del costo della vita dei suoi abitanti, ha distribuito 90 franchi svizzeri a ciascun abitante del suo comune, sì. Quindi compresi anziani, giovani, bambini, neonati. Tutti. A ognuno di loro lui ha dato 90 franchi svizzeri per andare incontro all'aumento del costo della vita. Questo volevo segnalare appunto al nostro carissimo ministro Renzi. Grazie, buongiorno. Grazie a lei. 02 6620 35 29. Poi leggiamo anche di una vittoria della Lega contro il gioco d'azzardo, o quantomeno un'assurdità assoluta, che dopo commentiamo assieme. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Pronto, buongiorno. Abbassi la radio, signora, per favore. Va bene, un attimo. Prego.
Allora, divieto di pubblicità del gioco d'azzardo sulla Rai, una vittoria della Lega Nord. E adesso, anzi, dopo lo leggiamo. Pronto? Pronto? Prego, signora, buongiorno. Buongiorno, quanto fate ridere, cari da Dio, quanto... Peccato che abbia messo giù la signora. Avrei parlato con lei, perché almeno avrei riso anch'io. Il divieto della Rai e tutte le sue emittenti della pubblicità diretta o indiretta al gioco d'azzardo è una grande vittoria della Lega Nord. Ci siamo battuti affinché questa imposizione fosse posta nello schema di contratto di servizio tra Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai per il triennio che durerà fino al 2015. A dirlo è Gianmarco Centinaio, che abbiamo sentito prima con Stefano Bolognini. Sostanzialmente in Rai sono vietate le pubblicità per il gioco d'azzardo, perché questo è l'assurdo, che da un lato si fanno spendere le regioni per cercare di curare coloro i quali purtroppo sono vittime della ludopatia, e dall'altro lo Stato stesso ci guadagna, e lo fa anche attraverso le pubblicità della Rai, invogliando la gente ad andare a votare, a giocare. 02 6620 35 29. Pronto? Pronto? Buongiorno. Padania Libera, indipendente, subito, sono Teresa di Cantù. Benvenuta Teresa. Comunicazioni di servizio, domani pomeriggio verso le ore 16, sì? In via San Francesco a Mariano Comense ci sarà senz'altro il nostro grande Maroni, e pregherei tanta gente di venire ad ascoltarlo. Poi un'altra cosa, ho letto da qualche parte che c'è una deputata del PD che ha detto che saremo noi a trasmettere le malattie agli extra clandestini che arrivano qua. Extracomunitari. Grandi parole, grandi, grandissime, bellissime, veramente. Ti saluto, grazie. buona Padania, ciao Bolognini. Grazie. 02 6620 35 29, come sempre è il numero per intervenire in diretta, ma abbiamo un ospite particolare al quale chiederemo conto del camper, chiederemo conto del sesto referendum, chiederemo conto degli argomenti che sono stati toccati ieri da lui in trasmissione, nelle varie trasmissioni nelle quali partecipa. Buongiorno a Matteo Salvini. Buongiorno Alessandro, buongiorno a chi ci ascolta. In questi ultimi 15 giorni farò l'intruso e mi intrufolerò un po' più spesso. Vedere uno spettacolo, vedere la fila ininterrotta per un'ora e mezza di gente che voleva firmare con le borse della spesa in mano, i bimbi nei passeggini, per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina. Quindi evidentemente anche in questo caso la battaglia della Lega è una battaglia di popolo, è una battaglia di giustizia e di equità, altro che gli italiani che infettano i poveri clandestini che sbarcano. La gente vuole difendere i confini, vuole che i soldi siano spesi per i padani, per gli italiani, per i disabili, per i pensionati. Quindi Alessandro è una... lo immaginavo, però vederla dal vivo, la gente che fa la coda, è sempre bello. Io ringrazio anticipatamente le centinaia di militanti che faranno il gazebo tra sabato e domenica, e ricordo il numero magico, che non è da giocare all'otto, ma è lo 02 66 234 234, perché questo è il numero che vi dà informazioni su dove e come firmare. Poi da milanese non sapevo che ci fosse Nichi Vendola domani a Milano alle colonne di San Lorenzo. Tu lo sapevi? Non lo sapevo, magari andiamo a salutarlo. Facciamo pubblicità, dai, scusa, Nichi Vendola domani, sabato 10 maggio, alle colonne di San Lorenzo alle ore 21, quindi chissà che bel cinema che c'è da quelle parti. Chissà se passerà allo ZAM, il centro sociale che hanno appena... Abbraccerà i fratelli Rom, però ognuno abbraccia chi vuole. Può andare al centro sociale che hanno appena realizzato i suoi compagni occupando una scuola. Però vabbè. Peraltro ieri, Matteo, proprio sul tema dell'immigrazione, il capo della polizia Pansa dichiara che ci sono stati nell'ultimo anno 66.207 migranti arrivati. E i numeri insomma sono pazzeschi, e pare che aumenti. Lo stesso capo della polizia ha detto che c'è il pericolo di infiltrazioni terroristiche tra questi sbarchi, quindi se l'avesse detto un leghista, apriti cielo. Quando io dico in televisione, come ha detto stamattina, che c'è il rischio tubercolosi, apriti cielo, se lo dice il capo della polizia, fortunatamente è un po' più attendibile. Detto questo, in battaglia, non distraiamoci dal fango che cercheranno di buttare su Expo, dove arrestano comunisti, democristiani,
Forza Italia e quant'altro, e la Lega fortunatamente e orgogliosamente non c'entra niente. Idee e battaglie, Alessandro. In questi 15 giorni dobbiamo moltiplicare l'entusiasmo e le buone idee. Ti dico solo che stamattina al mercato di Paderno Dugnano, che è un comune alle porte di Milano, non stiamo parlando di New York, abbiamo esaurito 500 libricini basta euro, e la gente ha sempre più voglia di capire, di informarsi, di sperare. Tutto il materiale, palloncini, spille, borse della spesa, di tutto. Quindi c'erano altri 3 gazebo di altri 3 movimenti politici di sinistra vuoti, e poi c'eravamo noi con la fila e con i militanti che non riuscivano a star dietro le richieste dei commercianti, degli ambulanti, dei pensionati. Quindi è un'aria che non si respirava da tanto tempo. Dipende da voi che siete all'ascolto moltiplicarla, questa buona aria. Io, Alessandro e tutti i militanti ci mettiamo l'anima e l'energia, però voi siete i veri moltiplicatori, anche perché faccio un pronostico finale: in questi ultimi giorni le televisioni cercheranno di parlare solo di Grillo, di Renzi e di Berlusconi. Cosa che stanno facendo alla grande. Stanno già iniziando a fare, quindi per le televisioni esisteranno solo Grillo, Renzi e Berlusconi. Noi dobbiamo essere nelle piazze, fra gli alpini a Pordenone, sulle strade del Giro d'Italia, fuori dalle parrocchie, e non è difficile esserci perché le idee, i volantini della Lega vanno a ruba. Non siamo noi a dover chiedere per favore ci prende il volantino, abbiamo finito tutto stamattina, quindi basta mettere un gazebo in piazza e la gente si ferma. Quindi forza, e l'invito lo faccio anche a quelli che hanno una carica a nome per conto della Lega, gli assessori, i consiglieri, i deputati, i sindaci. Avete 15 giorni per uscire. Ci sono 15 giorni per stare molto poco in ufficio e tanto in mezzo alla gente. Peraltro è chiaramente il momento di metterci la faccia tutti quanti, compresi coloro i quali sostengono le battaglie della Lega. Peraltro oggi, Matteo, non è difficile spuntare dai giornali notizie che riguardano proprio i temi della Lega. Allora abbiamo parlato dei temi riguardanti politici o ex politici. Ti faccio presente peraltro che il Fatto Quotidiano ci rivela che il compagno Greganti ha in tasca la testa del Partito Democratico. Leggiamo quanto dice il capo della Però polizia. sono tangenti democratiche, ma quelle sì. Sono tangenti educate e solidali. Sì, perché vanno di qua e di là. Bravo. E quindi abbiamo letto anche del capo della polizia Pansa che tratta il tema dell'immigrazione. Infine ti faccio presente che dal Sole 24 Ore abbiamo trovato la notizia sulla quale sostanzialmente il capo della Banca Centrale Europea Draghi afferma, ieri l'ho affermato, che l'euro è troppo forte persino rispetto al dollaro. Ma va là, quindi forse ci conviene prendere una moneta più giusta, quindi invitiamo Draghi domenica al Basta Euro Tour a Roma. Ecco. E poi ne avremo altri a Vittorio Veneto, a Bologna, e quindi le idee, facciamo circolare le buone idee. Il 25 maggio avremo delle belle sorprese. Io adesso vi lascio perché finito il mercato vado prima ad Antenna 3, poi a Telenомбардия, dove peraltro le persone possono anche telefonare in diretta e senza filtri, e poi prosegue una lunga giornata in mezzo alla gente, che è la marcia in più della Lega, la gente. Grazie Matteo Salvini, buon lavoro. Grazie a voi. E quindi Matteo continua nella sua marcia inarrestabile. Ricordiamolo ancora, ci sono delle feste in questa settimana, questo fine settimana, delle importanti feste che riguardano in generale anche la Padania, perché il corpo degli alpini è un corpo che ha profonde radici nella Padania, e che appunto dicevamo prima su Facebook troviamo alcuni commenti che ci ricordano sostanzialmente che insomma gli alpini c'entrano poco con coloro i quali hanno cercato e sono riusciti alla fine a cancellare di fatto, piano piano, inesorabilmente, questo importante corpo. Noi ci siamo e ci saremo sempre con gli alpini, quindi chiaramente complimenti per chi ha organizzato questa manifestazione, ma in bocca al lupo, buon divertimento a coloro i quali partecipano all'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone in questi giorni. Ma per il resto si continua e si corre.
dal punto di vista della politica, con alcuni giornali che vi abbiamo letto, il Sole 24 Ore con Draghi che ci racconta che l'euro è troppo forte rispetto al dollaro, forse perché dalla Germania qualcuno gli ha fatto una telefonata e gli ha detto qua bisogna, siccome per noi adesso comincia a diventare difficile esportare, devi intervenire, e lui giustamente subito lo ha fatto. Abbiamo visto dalla Padania, del Corriere della Sera, il tema del Mare Nostrum e della invasione clandestina che è stata denunciata ieri direttamente dal capo della polizia, quindi non dai cattivi leghisti. Abbiamo letto dal Fatto Quotidiano la storia del compagno G, il comunista che stava ben zitto. Il compagno G, secondo il Fatto Quotidiano, è rientrato, anzi, in realtà non si è mai allontanato dall'area nella quale è cresciuto, e cioè quella della sinistra, e avrebbe la tessera del Partito Democratico in tasca, area Dalemiana. Questa è l'Italia ben rappresentata, l'Italia della quale è orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel mondo attraverso tutte le televisioni il sabato scorso anche Jenny a Carogna. Io vi saluto, ci sentiamo più tardi nel pomeriggio e poi vi ricordo gli appuntamenti, il Basta Euro a Roma che seguiremo, e la partenza del camper altrettanto la seguiremo domenica alle 16. Ciao a tutti da Alessandro Morelli. L'Associazione di Volontariato Protezione Civile GNP Onlus è formata